È iscritto a parlare a titolo personale per dissenso del gruppo l'onorevole Galan. Colleghi, vorrei avvisarvi che non appena abbiamo finito questo voto faremo al volo un altro voto come previsto dall'ordine del giorno, quindi vi pregherei di rimanere in aula, si tratta di pochi minuti. Prego, onorevole Galan. Onorevoli colleghi, peccato, mi verrebbe da dire, e dico peccato, troppi ideologismi, troppi personalismi, troppe rigidità hanno caratterizzato e dominato questa giornata, troppi avvocati forse. Non siamo riusciti neppure a togliere il dubbio che stessimo introducendo nell'ordinamento una norma, un nuovo reato d'opinione. E consentitemi anche di dire agli amici del Partito Democratico che trovo stupefacente la loro condotta odierna. Partito di maggioranza relativa che una legge elettorale rende dominante, assoluta, in quest'Aula avrebbe un dovere, quello di tenere unita la maggioranza di cui fa parte, anzi, possibilmente, quella di ampliare il consenso. Non l'ha fatto, avete scontentato tutti. Peccato quindi. Potevamo scrivere una pagina migliore dal punto di vista legislativo. Però mi domando a voi, si può dire di no a una legittima richiesta che proviene da tantissimi settori dell'opinione pubblica? Possiamo mettere una pietra su una richiesta che tutti noi intimamente riteniamo giusta? Possiamo dire di no a quello che sentiamo essere doveroso anche nei confronti di una legislazione europea molto più avanzata? No, non possiamo, o almeno io non posso. Ed è per questo che da questo scranno allocato all'estrema destra dell'Aula parlamentare giungerà un voto favorevole all'introduzione di questa norma nell'ordinamento italiano. La ringrazio. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza